Odino Bin con Difesa TVB, siamo qui con Giovanna per il secondo incontro, facciamo il punto sull'agricoltura biologica. Giovanna, agronomo consulente di diverse aziende agricole, anche biologiche. Possiamo fare il punto sul biologico di quest'anno dal punto di vista della produzione, della difesa e tutto quel che riguarda le cure agronomiche. Quest'anno è stata un'annata abbastanza semplice dal punto di vista della gestione delle patologie fungine. Diversa è stata la gestione delle patologie dovute agli insetti, nello specifico nei nostri territori il problema legato allo Scaphoideus titanus e alla flavescenza dorata, come da immagini che vedrete nel video. L'annata è stata semplice nella gestione delle patologie fungine perché ha piovuto molto poco. È stato difficile gestire i vigneti dal punto di vista dell'irrigazione, dove si è riusciti ad irrigare i vigneti si è potuto ottenere delle produzioni soddisfacenti, in altri areali invece c'è stato qualche problemino di riduzione del peso in vendemmia. La qualità comunque delle uve per quest'anno è stata ottimale. Certo, qualità ottimale, anche perché quest'anno abbiamo avuto un clima che non è il tipico nostro, abbiamo avuto un clima tipo quello del sud Italia e tornando al discorso della difesa, Giovanna, in queste condizioni con scarsa piovosità, con temperature elevate, con umidità relativa abbastanza contenuta, è stato più facile difendere dalle malattie fungine. In particolare come si è agito? Quest'anno la gestione delle patologie fungine è stata molto semplice, è stata gestita con rame e zolfo a livello preventivo, riducendo molto i trattamenti rispetto agli anni scorsi, proprio perché l'annata è stata molto secca e caratterizzata dalla scarsità di umidità. Diverso è stata la gestione della problematica legata, come abbiamo detto, allo Scaphoideus titanus. Anche perché grandi armi in biologico non ci sono. Non ce ne sono. I prodotti sui quali si conta in biologico sono? Abbiamo lavorato quest'anno con il caolino, con i sali di acidi potassici, con il piretro come principe di questa attività insetticida. Piretro che deve essere eseguito nelle modalità corrette. La normativa obbligava ad un minimo di 3 interventi, interventi che ricordiamo sempre devono essere fatti con temperature limitate e in assenza di luce. Questo è un elemento fondamentale per garantire l'efficacia e l'efficienza del prodotto. Senza queste modalità l'intervento è come se non venisse fatto, perché la molecola è foto e termolabile. E ha bisogno anche di quantitativi di acqua superiori rispetto agli altri trattamenti. Assolutamente sì, e anche l'accortezza di acidificare l'acqua per garantire la massima efficacia di questo intervento. Hai fatto benissimo a ricordarlo. L'intervento insetticida è fondamentale per la recrudescenza di questa patologia che nei nostri territori sta diventando davvero problematica. E quindi ci auguriamo che tutti gli agricoltori, siano essi biologici ma anche gli agricoltori che seguono i dettami dell'agricoltura convenzionale e certificata SQNP, eseguano gli interventi in maniera corretta, precisa e puntuale, facendo grande attenzione a quelli che sono i monitoraggi ovviamente, perché le conseguenze le stiamo vedendo nei nostri vigneti sia in pianura che in collina. Da parte nostra come con Difesa TVB ci stiamo attivando moltissimo per seguire gli agricoltori a seguire le indicazioni corrette e ci siamo anche dotati da qualche anno di un fondo mutualistico che laddove ci sono danni importanti interviene anche in maniera sostanziale per poter ridurre il rischio all'agricoltura. Raccomandiamo quindi grande impegno e grande attenzione. Ci proviamo.